Udinese-Roma è terminata ed è terminata con una beffa per la squadra bianconera allenata prima da Gabriele Cioffi e poi da Fabio Cannavaro a cavallo di 11 giorni che hanno diviso l'inizio della gara dalla sua prosecuzione, e il rewind è obbligatorio con l'Udinese che nella prima parte di gara aveva fatto anche una buonissima impressione nel primo tempo con il colpo di testa di Biol, e la risposta della Roma con la formazione iniziale infarcita di riserve che risponde con Baldanzi e la parata di Maduka Okoye a deviare il pallone in calcio d'angolo. Poi c'era stato il vantaggio dell'Udinese con la topica clamorosa Huijsen che si è fatto scippare il pallone da Pereira poi con uno scavino aveva evitato l'arrivo di Svilar, forse calcio di rigore, ma ovvio che il gol vale di più, e allora Pairetto indica il centrocampo per il vantaggio dei bianconeri, che ancora una volta iniziano alla grande il match e passano in vantaggio come era successo contro l'Inter con il gran pezzo di bravura del capitano bianconero Pereira, lucido a scavare il pallone quel tanto che basta per evitare l'intervento del portiere. Risposta della Roma con un colpo di testa di Lukaku che finisce sull'esterno della rete senza indurre all'intervento Maduka Okoye. Nella ripresa cambiano però i fattori in campo, cambiano i protagonisti, entra soprattutto Dybala che comincia a illuminare la scena. Il talento argentino fa il suo, anche se l'occasione capita sui piedi di Paredes che da circa 30 metri scaglia un missile disinnescato da Okoye. Poi su un'uscita così di Camarà si scopre Cristante che crossa benissimo sulla testa di Romelu Lukaku che anticipa Okoye in uscita disperata ma tardiva, e il colpo di testa del belga sigla l'1-1 della Roma, meritato per quanto visto all'inizio della ripresa. Poi la paura, lo spavento per il presunto malore di Indica che induce Pairetto a sospendere il match. Si riparte 11 giorni dopo, nonostante le polemiche della Roma contro la Lega Serie A, viene applicato il regolamento, si recupera, cambia l'allenatore dell'Udinese, non c'è più Cioffi, c'è Fabio Cannavaro, grande amico di De Rossi con cui ha condiviso la cavalcata dei mondiali italiani vinti nel 2006 in Germania, e l'Udinese parte anche bene con subito una grande occasione sinistro di Lucca liberato sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma Svilar è davvero pazzesco a dire di no al numero 17 bianconero. Poi Perez che aveva preso un colpo in testa, forse stordito anche dalla situazione, si lascia soffiare il pallone da Asmun con De Rossi che ha schierato un 11 a trazione anteriore per provare a vincerla, e alla fine la vince con l'inzuccata di Cristante, ancora come è successo a Verona, come è successo contro l'Inter, terza partita consecutiva persa nei minuti di recupero per l'Udinese. È la 10ª volta praticamente in campionato che l'Udinese perde punti nel finale, questa volta ancora da corner. È una doccia gelata che consolida il terzultimo posto dell'Udinese a 28 punti insieme al Frosinone.